Ladri in casa mentre i proprietari si trovano in soggiorno, i banditi si chiudono in camera per razziare i gioielli e fuggono. Paura per una coppia, lei in carrozzina, è successo a Postioma di Paese. C'è anche il Racquet Club di Adriano Panatta nella lunga lista di luoghi visitati a Treviso dai due ladri bloccati nei giorni scorsi dalla polizia. L'arresto convalidato oggi. Il 18enne morto sulla Pontebano investito da una o due auto porterebbe a questo l'autopsia. Esclusa l'aggressione, l'ipotesi di reato potrebbe diventare omicidio stradale. Nuovi accertamenti in vista sull'auto dell'infermiera che aveva dato l'allarme. Ai nostri microfoni la famiglia che ieri sera a Spresiano si è trovata di fronte il lupo nel giardino di casa raccontano di un vero e proprio terrore. Attacchi social al sindaco di Spresiano dopo l'avviso del lupo. Della Pietra assurdo, si trattava di un avvertimento per la sicurezza. L'ultimo episodio lo aveva visto camminare e urlare sui tetti delle case in centro a Motta, ma da tempo seminava il panico in paese con le sue aggressioni. In carcere un 27enne. Continuano le tensioni in Lega per il partito che sta per nascere attorno al generale Vannacci. Ieri sera Focus, l'attacco del consigliere regionale Favero. Vannacci incompatibile con noi, Salvini trovi di meglio. I comuni della Marca stanno organizzando il rientro a scuola, soprattutto il trasporto scolastico. Tante ditte sono in difficoltà, gli autisti sono introvabili. A Verona tutto pronto per accogliere i quasi 20.000 scout da tutta Italia, tanti anche dalla Marca, nella 3 giorni che celebra i 50 anni di Ageshi. Domenica atteso il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna A3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la paura vissuta ieri sera da una coppia di coniugi derubata nella propria abitazione a Postioma di Paese. I ladri sono entrati da una finestra e si sono poi chiusi a chiave in camera da letto per razziare contanti e gioielli, ma il rumore della serratura ha allertato i padroni di casa. Ci racconta tutto Marta Marangon con le immagini di Nicoletta Rizzetto. Cavoli, quando ho sentito trac, chiudere la porta ho detto Madonna, c'è qualcuno, ho urlato, è venuto fuori anche mio cognato. Va. Ancora un furto in casa, è accaduto a Postioma di Paese in via Fratelli Bianchin poco dopo le 10 di ieri sera. Luigi Pavane, la moglie Morena erano in soggiorno dopo aver cenato quando hanno sentito il rumore dei ladri che si erano chiusi nella loro camera da letto. Ho sentito chiudere la porta della camera a chiave. Io ho preso un bastone perché pensavo che magari quando sono uscito erano già fuggiti dalla camera. Erano entrati dal retro dell'abitazione, dalla finestra che dà sulla campagna. E sono venuti dentro dalla finestra qui. Avevo lasciato un po' aperto perché la cagnolina non soffrisse. E così sono venuti dentro. Sono andati dentro e hanno preso quella roba che c'era sopra lì. I ladri hanno raffatto un portagioie sul comò e poi, probabilmente allarmati dalle grida del padrone di casa, sono fuggiti verso i campi, rubando poche cose, un orologio, un braccialetto, la fede nuziale della signora e poco altro. La bigiotteria gettata a terra sotto la finestra. A parte il valore affettivo della fede, il bottino è stato magro, ma questo non cambia molto per i coniugi che si sentono violati nell'intimità della propria casa. Avevo paura. Sinceramente avevo paura. Ho preso un bastone ma non ho fatto niente. Purtroppo sì. E a proposito di furti, un'emergenza davvero continua, c'è anche il Racquet Club di Adriano Panatta nella lunga lista di luoghi visitati nelle settimane scorse da due ladri. Si tratta di un 30enne e di un 43enne, entrambi italiani, il cui arresto è stato convalidato nelle scorse ore dal Tribunale di Treviso. Il primo, 30 anni, si trova agli arresti domiciliari, il secondo, un 43enne, ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice di Treviso ha così convalidato gli arresti di due uomini italiani autori di una serie di furti in città, da soli o in coppia, tutti ai danni di note attività commerciali. In particolare il 43enne era entrato con scasso anche all'Adriano Panatta Racquet Club, il più esclusivo del capoluogo. Visitati anche la Spiga d'Oro, il dopolavoro di Via Benzi
e il bar dell'ospedale al Cafoncello. Il solo trentenne, nonostante una misura di sorveglianza speciale, ha fatto irruzione poi al Sushi Z e all'istituto scolastico Turazza. È lui anche l'autore del furto alla gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Lo vedete nelle immagini della videosorveglianza mentre si impossessa di un tablet e alcuni cellulari dopo essersi introdotto da una finestra lungo via Mura di Sant'Eonisto. Nel complesso i raid avrebbero fruttato agli indagati diverse migliaia di euro, ma più consistenti sono stati i danni a infissi e serramenti. Sempre in materia di furti e lotta al degrado si terrà lunedì prossimo un sopralluogo del sindaco Mario Conte nel quadrante di Piazza Pio X, finito recentemente nel mirino. L'obiettivo dichiarato del primo cittadino è quello di raccogliere le segnalazioni e condividerle poi con prefettura e questura. Ufficializzata inoltre la data della manifestazione per la sicurezza in Piazza Aldo Moro il 20 ottobre. Abbiamo voluto creare questa giornata dove sindaci, istituzioni, cittadini, ma anche partite IVE, quindi anche l'associazione Oreca Ristoratori Veneti, ci si può trovare tutti insieme in piazza per un attimino fare due chiacchiere e fare il punto della situazione su questa emergenza reati predatori, truffe e danneggiamenti vari che vengono perpetrati tutti i giorni. L'associazione Furti in Corso quindi non sarà da sola, ma anche con ristoratori, baristi, istituzioni. Il messaggio vuole essere forte e chiaro. Facciamo vedere che ci teniamo alla sicurezza, dove chiederemo comunque più sicurezza e più controlli per le forze dell'ordine, e daremo anche il sostegno nostro a tutti insieme alle forze dell'ordine che fanno già tanto, ma che hanno bisogno del sostegno di tutti noi insieme per poter lavorare in serenità. Veniamo al dramma di domenica mattina poco prima dell'alba sulla Pontebana all'altezza di Nervesa della Battaglia. Il 18enne morto sarebbe stato investito da una o due auto. Porterebbe a questo l'autopsia eseguita nel pomeriggio dal dottor Alberto Furlanetto. Esclusa l'aggressione, l'ipotesi di reato potrebbe diventare quella di omicidio stradale. Nuovi accertamenti in vista sull'auto sequestrata già nella prima parte della mattina di domenica e che appartiene a una infermiera. Un punto fermo nel giallo della Pontebana è arrivato nel pomeriggio con l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Il 18enne Ceik Tidiane Bance, trovato morto domenica mattina all'alba sul ciglio della strada, non è stato vittima di un'aggressione né è stato scaricato da un'auto in corsa, magari al culmine di una lite. L'esame confermerebbe l'ipotesi finora prevalente dell'investimento da parte di una o al massimo due auto. Quella ferita profondissima alla testa, un pesante trauma cranico, è compatibile con l'urto contro un mezzo e non è escluso che nel momento dell'impatto il ragazzo fosse già disteso a terra o seduto, posizione che potrebbe giustificarsi con uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol o altre sostanze, ma su questo si dovrà attendere l'esito degli esami tossicologici. Resta il fatto che ci sono uno o più automobilisti che avrebbero travolto il giovane, di fatto uccidendolo. Con quale sequenza è tutto da chiarire. Anche per questo potrebbe complicarsi il quadro della donna, un'infermiera che per prima, accanto a un altro automobilista, ha lanciato l'allarme. La sua auto, che domenica mattina aveva la gomma anteriore destra a terra, è sotto sequestro e a questo punto sulla carrozzeria potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti anche per trovare eventuali tracce non immediatamente visibili. La cautela resta però d'obbligo, con i carabinieri che continuano a visionare le immagini delle telecamere e contattare quegli automobilisti che prima del ritrovamento del giovane hanno percorso quel tratto. Si procede per cerchi concentrici, anche con ispezioni nei rispettivi domicili. Nulla viene lasciato al caso da parte dei carabinieri. Il giovane era uscito dall'Odissea da solo, come provato da alcuni video condivisi sui social, poi si era incamminato lungo la Pontebana. Tra la discoteca di Spresiano e il luogo del ritrovamento, a poche decine di metri dal Tamoil, in territorio di Nervesa della Battaglia, ci sono circa 4 chilometri di distanza. Per percorrerli ci vogliono almeno 50 minuti. Questo significa che il ragazzo può essere stato visto da diverse persone. Esclusi l'omicidio volontario e l'aggressione, nelle prossime ore il fascicolo aperto in procura, finora senza ipotesi di reato specifiche, potrebbe diventare di omicidio stradale per il momento, ma la sensazione è che sia ancora per poco a carico di ignoti.
Cenano sotto il portico di casa, il lupo arriva senza che nessuno se ne accorga e azzana il cagnolino di famiglia portandolo via. L'ennesima apparizione dell'animale scatena la paura a Spresiano sulle Grave del Piave. Noi eravamo qui seduti con la mia famiglia che dovevamo mangiare, ci avevano appena portato le pizze, avevamo il cancello aperto ovviamente, il cane era qui vicino a me, seduto, tranquillo, e all'improvviso l'abbiamo sentito urlare perché è arrivato il lupo, l'ha preso per il collo e se l'è portato via. Pochi istanti e la cena in famiglia sotto il portico di casa si trasforma in un incubo. Il lupo, entrato senza che nessuno se ne accorgesse, azzanna il cagnolino Alvin e lo porta via tra i latrati disperati. Il figlio maggiore cerca di inseguire il lupo, ma poi la famiglia, spaventatissima, si chiude in casa pensando che ormai non ci sia più nulla da fare per il cane, che invece poco dopo ricompare ferito alla porta e viene accolto in casa. Intanto il lupo si riaffaccia sul giardino. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo portato via anche il mangiare pensando che ci potesse riprendere, e invece è rimasto fuori, ha fatto il giro, ha guardato, poi è andato via. Però andando via si è portato via un gatto perché non mi è più tornato a casa e l'abbiamo comunque sentito piangere. L'ennesima apparizione del lupo, non si sa se sia sempre lo stesso o un nuovo esemplare più aggressivo di quello zoppo segnalato da settimane, è ancora sulle Grave del Piave, a Spresiano, sulla strada dei Murazzi, una via in mezzo alla campagna particolarmente amata da chi va a passeggiare o fare jogging nella natura. Dopo l'aggressione, i proprietari hanno chiamato i carabinieri ed il centro di recupero provinciale per segnalare l'accaduto. Il cagnolino, medicato dal veterinario, ora sta meglio, resta però la paura. Ma dopo, a sangue freddo, pensandoci, se qui ci fosse stato un bambino piccolo, il lupo non lo vedeva, lo portava via, aspettiamo cosa? Adesso stiamo iniziando veramente ad aver paura. Io ho 2 figli e hanno preso tanta paura. E c'è anche lo sfogo del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, necessario intervenire prima che accada qualcosa di più grave, ma non è compito del comune. Ci sono degli enti preposti, bisogna sveltire la burocrazia e fare qualcosa. Questo il messaggio del sindaco, che è stato però attaccato pesantemente sui social. Ho fatto un post per indicare la cosa ieri sera su Facebook e sta venendo fuori di tutto, perché c'è chi mi accusa di essere un allarmista, cosa che insomma, mi conoscete un po'. Però è chiaro che nel momento in cui un animale selvatico si avvicina così tanto alle famiglie, un minimo di attenzione deve essere fatta. Il post del sindaco di Spresiano, che avvisa i cittadini dell'ennesima apparizione del lupo, invitandoli ad evitare di andare a correre o camminare in zona Piave e ricordando le norme da seguire, riparare gli animali domestici e non lasciare cibo o rifiuti umidi all'aperto, ha scatenato un vespaio di polemiche, quasi che la questione lupo debba dividere ancora una volta i cittadini tra favorevoli e contrari ad azioni di contrasto nei confronti dell'esemplare o degli esemplari che si aggirano nei comuni rivieraschi del Piave. Io capisco che mi si dica che il lupo non attacca l'uomo così, però sapete, se magari c'è un bambino che fa un gesto inconsulto in totale ingenuità, anche il lupo magari reagisce. Insomma, la preoccupazione c'è e, come ribadisce il sindaco, anche la necessità di fare qualcosa. Dopo l'ennesimo episodio, gli uffici del comune di Spresiano hanno contattato la regione, a sua volta in relazione con ISPRA e Ministero dell'Ambiente, ma, continua Della Pietra, forse ora è necessario sveltire un po' la burocrazia prima che accada qualcosa di più grave. Non vorrei che anche questa volta si pensasse che sia compito del comune. Mi spiace parlare in questi termini qua, però sapete, poi dopo spesso va a finire così. Qui ci sono degli enti preposti che devono agire, perché sono 3 mesi che ci sono avvistamenti. Nessuno dice che debba venire fatto male all'animale, assolutamente. Dobbiamo cercare di preservare l'animale, però dobbiamo anche preservare gli uomini. La cronaca ci porta ora a Motta di Livenza, dove è finito in carcere una giovane di 27 anni che da tempo seminava il panico in paese. Datevi aggiornamenti.
Qualche settimana fa si era reso responsabile di una scorribanda fra i tetti delle abitazioni nel cuore di Motta di Livenza. Alterato dall'assunzione di alcolici, il 27enne marocchino senza fissa dimora aveva tenuto con il fiato sospeso residenti e istituzioni, fino a quando i vigili del fuoco lo avevano fatto scendere portandolo a terra con una gru. Ma è da tempo che il giovane semina il panico, aggressivo, minaccioso e a volte armato. Lo aveva raccontato ai nostri microfoni una cittadina. Fa sempre confusione in piazza e minaccia le persone, i suoi connazionali, anche con bottiglie di vetro, armi, insomma, è sempre lui. Hanno iniziato ad agitarsi anche in altri locali noti e dopodiché li hanno presi verso l'una, ma il giorno dopo erano già di nuovo a fare confusione in piazza. Era diventato l'incubo dei residenti, più volte fermato, più volte denunciato, poche ore dopo tornava in piazza e ricominciava vivendo nell'assoluta illegalità. Sulla sua testa pendeva un DASP urbano, non poteva frequentare alcune zone del comune e di locali pubblici. Inoltre era stato raggiunto da un avviso orale da parte del questore di Treviso, ma tutto questo non è bastato. Pizzicato dai carabinieri dove non avrebbe dovuto essere, è stato fermato per un controllo. Ancora una volta alterato dall'alcol, ha aggredito i militari dell'Arma ed ha tentato di fuggire. Questa volta per lui sono scattate le manette per resistenza pubblico ufficiale e violazioni sia del DASP urbano che dell'avviso orale. L'arresto è stato convalidato ed il giudice, visti i trascorsi, ha deciso di non concedere la sospensione condizionale. Il 27enne, insomma, rimane in carcere. I cittadini di Motta di Livenza ora possono davvero tirare un respiro di sollievo. Lutto sul terraglio tra Preganziolo e Mogliano per la morte di Simone Scaramuzza, il 44enne motociclista coinvolto in un violento incidente la notte di Ferragosto a Preganziolo. L'uomo è deceduto all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Simone, appassionato motociclista e abile programmatore informatico, lascia il figlio Lorenzo, 25 anni, e i genitori Gianna e Enzo, con cui viveva a Campocroce di Mogliano Veneto. Nell'ultimo anno il 44enne lavorava per l'azienda informatica Sartoretto, tornato in Italia dopo una parentesi londinese. Era anche un donatore di organi, il suo ultimo gesto d'amore sarà per l'appunto quello di aiutare altre persone a vivere meglio. La pagina politica, c'è un'ultima ora di un certo rilievo, perché la Sardegna ha deciso di impugnare la legge sull'autonomia differenziata davanti alla Corte Costituzionale, una legge che attacca la Presidente della Regione Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle, mina la nostra specialità, che ci danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Queste le parole di Todde. Immediata la reazione, lo vedete in Veneto, del capogruppo della Lega Liga Veneta Palazzo Ferrofini, Alberto Villanova. Una presidente di regione a statuto speciale che impugna la legge sull'autonomia è al limite tra il comico e il grottesco, attacca Villanova. Prima di impedire alle altre regioni di raggiungere l'autonomia dovrebbe rinunciare alla propria, se no veramente il sapore di una grossa presa in giro. Così dunque Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, attacca la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che, ripeto, ha impugnato la legge sull'autonomia differenziata davanti alla Corte Costituzionale. Ne sentiremo indubbiamente parlare nei prossimi minuti e nelle prossime ore. Intanto all'interno della Lega continuano le tensioni per il partito che sta per nascere attorno al generale Vannacci. Ieri sera a Focus, alla trasmissione del nostro direttore Luigi Bacciali, l'attacco diretto del consigliere regionale Marzio Favero. Vuol farsi il partito, se lo faccia, anzi ci fa una cortesia, ci saluta e credo che Salvini possa trovare di meglio. Francamente non mi importa nulla di quello che può fare Vannacci. Per me è stato un espediente utilizzato da Salvini per recuperare e rastremare su qualche voto che poteva servire alla Lega per tener botta in un momento di crisi, ma non ci vedo nulla di organico fra le posizioni del generale Vannacci e quelle che la Lega interpreta da oltre 30 anni. Il fascio di idee che dovrebbe stare alla base dei movimenti politici
si è dissociato e quindi ci sono spazi anche per gli avventurieri tipo Vannacci. L'ala della Lega che il generale Roberto Vannacci non lo vuole sentire nemmeno nominare è ben rappresentata da Marzio Favero, uno di quelli che lo definisce un avventuriero della politica e che sul palco di Pontida il 6 ottobre non lo vede certo bene come ospite. Ma tant'è, Salvini è stato chiaro. Sul prato di Pontida ci sarà Roberto Vannacci, ci saranno i governatori della Lega, ci saranno i ministri della Lega e ci sarà Roberto Vannacci con la Lega, non con altri o con altri partiti. Peccato che il movimento Il Mondo al Contrario sia ormai pronto a diventare un partito, come confermato dai coordinatori territoriali, e che forte di un bacino potenziale di 72.000 voti, tanti quanti ne ha raccolto Vannacci alle europee soltanto in Veneto, stia allargando il suo sguardo. Si parla di strizzate d'occhio di Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del centrodestra, o di ex parlamentari leghisti come Vito Comencini. E molti sono già pronti a registrare l'imbarazzo dei leghisti veneti e del governatore Zaia quando dovranno trovarsi fianco a fianco con il generale davanti al popolo del Carroccio proprio a Pontida, visti i trascorsi non idilliaci di questi mesi. Per un veterano come Favero il problema è chiaro: l'ideologia alla base di Vannacci e del suo movimento è incompatibile con il partito fondato da Bossi. Il concetto di sovranità è un ferro vecchio, quindi Vannacci nel momento in cui richiama un'idea della nazione univocista, perché la sua polemica con la Enogu si lega a questa visione francamente stantia e ridicola che per essere italiani bisogna avere un certo colore della pelle. Il generale Vannacci che pensa che ci sia una patria da difendere quando la patria che dovremmo difendere si chiama Europa e forse mondo intero. E dovremmo difenderla contro tutti quei maledetti maniaci dei nazionalismi che ci hanno riportato a vivere una nuova guerra sul suolo europeo. Il sovranismo stesso è per noi forse un espediente, o lo è stato, per avere degli interlocutori a livello europeo, ma non può essere una soluzione organica per un movimento che è post-sovranista. Perché qualunque partito federalista non può che ritenere superato il concetto di sovranità nazionale. E Favero lancia una stoccata anche a sinistra e centrosinistra come artefici involontari della creazione del personaggio Vannacci. Se qualcheduno a sinistra non avesse gridato al lupo quando Vannacci ha mandato fuori il suo libro, francamente di scarso interesse, probabilmente oggi non staremmo parlando del fenomeno Vannacci. Dalla politica ai temi sociali, in Veneto un anziano su 2 vive da solo e la Marca trevigiana non fa eccezione. L'allarme è stato lanciato nelle scorse ore dallo SPI CGIL. Si chiama solitudine e per tanti anziani rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità. Quasi il 50% degli anziani over 75 vive in Veneto da solo. I dati sono stati raccolti dalla SPI CGIL che lancia l'allarme. Parliamo di 300.000 persone che, soprattutto in queste settimane, rischiano di perdere i propri punti di riferimento, sia nelle città che si svuotano, sia nelle zone più isolate dove la solitudine è ancor più marcata durante tutto l'anno. Persone fragili, indifese, che fra l'altro rischiano di finire nel mirino di truffatori o ladri. I dati, provincia per provincia, sono sconfortanti. La situazione peggiore è quella di Belluno con il 51,48% di anziani soli, seguita da Rovigo con il 50,81%. Le province anche più piccole, ma sono anche le province che hanno le persone più anziane, anche con età più anziana, e tra l'altro che vivono in territori dove possiamo dire sono praticamente al di là dei capoluoghi tutte aree interne, quindi anche spesso sprovviste da servizi di prossimità. Non va meglio comunque nelle altre province, dove più o meno si attestano tutte tra il 47 e il 48%, un fenomeno che si accentua maggiormente durante l'estate e le festività come il Natale, anche se, dice, si tratta di una problematica che sta diventando sempre più quotidianità. Per alcuni anziani diventa impossibile andare a fare la spesa, continua Nicoletta Biancardi, perché il negozio sotto casa è chiuso. Può essere un'impresa anche recuperare i medicinali, per questo riteniamo necessario prevedere servizi a domicilio, ma anche trasporti dedicati a chi non può muoversi in macchina o con altri mezzi.
Insomma, bisogna trovare delle soluzioni. Noi appunto con i nostri strumenti, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, quindi non lo facciamo solo da soli, ci muoviamo su più fronti, appunto quello della contrattazione sociale territoriale che facciamo con i comuni, con tutti i comuni del Veneto, ma anche con la Regione Veneto, ma anche collaborando appunto con le associazioni di volontariato e culturali. Quindi cerchiamo di naturalmente innanzitutto di capire quali sono le problematiche, poi agire per trovare anche delle risposte concrete. Non solo, ma diventa fondamentale stimolare una sorveglianza di vicinato, invitando le persone più giovani a relazionarsi con gli anziani soli che abitano nello stesso condominio o nella stessa via. Di solitudine, termina, si può morire. Ci sono poi i temi legati ai più giovani, agli studenti. I comuni della Marca sono per esempio alle grandi manovre per organizzare il rientro a scuola, soprattutto il trasporto scolastico. Tante ditte sono in difficoltà con gli autisti che sono davvero introvabili. Moriremo di burocrazia, dice un noto imprenditore del territorio, Adriano Battistuzzi. Purtroppo temo che questo paese, ma forse l'Europa, ci farà morire di regole. Perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro qua negli anni 80, per fare il servizio di scuolabus servivano due cose, uno scuolabus e un autista. Oggi lo scuolabus e l'autista sono le ultime cose che servono. Prima servono una serie di carte, burocrazia, iscrizioni di qua, il REN e poi non saprei neanche più cosa si possono inventare, la Fideio. Difficile davvero elencare tutti gli adempimenti burocratici che servono per avviare un servizio di autotrasporto scolastico. In particolare Adriano Battistuzzi con la sua ditta è nel settore da decenni e fatica sempre di più a trovare autisti. Noi non ne troviamo, non fatico. Noi abbiamo autisti che fanno turismo, che arrivano da Siviglia. Io ho un autista che lavora da me, che fa turismo, ma viene a fare turismo, ma è di Siviglia. Ne ho due che arrivano da Viterbo. Collaterale il tema del rilascio di patenti, la stessa famigerata CQC, la carta qualificazione del conducente, rinnovabile periodicamente. Abbiamo le motorizzazioni che sono ferme. Per fare una patente ci impiegano mesi, forse anni, e fanno dei quiz che sono cose indecorose. Insomma, una situazione che ha effetti distorsivi anche sulla concorrenza. Lo sanno bene i sindaci in vista della ripartenza delle scuole, così a San Polo di Piave. Abbiamo avuto un aumento del 28% del costo del trasporto scolastico, chiaramente un costo che cercheremo di tenere per la maggior parte in carico appunto alle casse comunali e di riversare proprio il minimo nell'aumento delle tariffe. La relativa voce nel bilancio comunale solo a San Polo passa da 70.000 a 90.000 euro, era poco più di 50.000 solo nel 2019, quasi un raddoppio, cartina di tornasole di una cronicità ormai evidente. Adesso per noi c'è la pubblicità, poi vi darò degli aggiornamenti anche per quanto riguarda i treni che appunto stanno subendo dei grossissimi ritardi in tutta la Marca trevigiana. Fra poco. Di nuovo in diretta, vi dicevo questo aggiornamento che riguarda i treni in circolazione nella Marca trevigiana e non solo nella Marca trevigiana. La linea ferroviaria tra Venezia e Trieste via Conegliano è soggetta a disagi dalle 17:30 circa a causa di un guasto che ha provocato la cancellazione di alcune corse e ritardi previsti fino a 80 minuti. I convogli interessati, in tutto una quindicina, appartengono tutti alle categorie regionale e regionale veloce. Sul posto stanno operando i tecnici di rete ferroviaria italiana. Questo dunque è l'aggiornamento. Intanto, voltiamo decisamente pagina, a Verona tutto è pronto per accogliere i quasi 20.000 partecipanti al grande appuntamento di Agesci, l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani, momento conclusivo della route nazionale 2024. Tanti sono anche gli scout trevigiani attesi proprio a Verona, un incontro, i primi
arrivi già oggi, che avviene nel 50° anniversario dalla fondazione della GESCI nel 1974 e che ha al centro il tema della felicità. La 4 giorni in programma da domani fino alla mattina di domenica 25 agosto coinvolgerà i capi scout in incontri e confronti che si terranno a Villa Buri venerdì e sabato. Domani sera l'evento con Gianni Morandi, Joe Ivan, Roberto Mercandini e Camilla Filippi. Sabato lo spettacolo conclusivo con tra gli altri Roberto Vecchioni. Domenica infine la messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Così dunque nel fine settimana a Verona tanti anche appunto i trevigiani coinvolti. Adesso la pagina di Belluno. Si è conclusa in tragedia la ricerca di Simone Noal, il 39enne di Ponte nelle Alpi, direttore dell'Eurobrico di Belluno, scomparso di casa da 2 giorni. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina in fondo a un canalone nella zona del Passo Valles in Agordino. Già ieri, già alle 9:05, chi lo conosceva bene al lavoro aveva avuto un brutto presentimento. Per Simone Noal anche solo 5 minuti di ritardo senza avvisare non erano una cosa normale. Noal, 39 anni, era il direttore dell'Eurobrico di Belluno. I colleghi hanno accolto sconvolti la notizia della sua morte e alcuni di loro non sono nemmeno riusciti a mettersi a lavorare. Ci aspettavamo fino all'ultimo, già da quando ieri mattina non era arrivato, che fosse niente di che fosse rimasto addormentato e così. Purtroppo quando abbiamo saputo che invece non si trovava, la famiglia non sapeva dove era, siamo rimasti un po' stravolti. Questa mattina è arrivata la stroncata finale che nessuno si aspettava, stavano pensando tutti il meglio e invece è finita nel peggiore dei modi. Simone era un direttore che ha creduto sempre in me, che ha creduto sempre in tutta la squadra, in tutto lo staff, in tutta la famiglia Eurobrico, e non possiamo solo che essere tristi per questo momento e essere vicino alla famiglia che ha perso comunque un figlio. Il corpo di Simone Noal è stato rinvenuto alle 7:40 di questa mattina in fondo a un canale nella zona di Cima Venegia, nei pressi di Passo Valles. L'autovettura dell'uomo era stata trovata in quella zona ieri sera alle 23:15 e lì quindi si erano concentrate le ricerche, anche con l'ausilio di droni, effettuate dai carabinieri delle stazioni di Falcade e Agordo, insieme a squadre del soccorso alpino della Valbioi e di Falcade, della Guardia di Finanza di Passorolle e Primiero, dei Vigili del Fuoco di Trento. Dopo una giornata di ricerche, le stesse erano state interrotte in tarda nottata dopo un ultimo sorvolo alle 2:30 di un elicottero di Trento Emergenza per riprendere dopo qualche ora alle prime luci dell'alba. È stato allora che il corpo è stato individuato grazie alla ricognizione di Falco 2, il secondo elicottero del 118 in forza all'ULSS 1 Dolomiti. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi, dove Noal viveva, il sindaco Eliana Levorato, che oggi per motivi professionali era fuori città, ci ha voluto esprimere il più sincero cordoglio per la sua scomparsa. Un altro tragico incidente di montagna è costato la vita a questo nostro concittadino, ci ha detto. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Giornata molto triste, anzi direi di più, doppiamente triste, sia per la giovane età di Simone Noal, sia per le modalità, questa escursione, questo incidente in montagna. Montagna che a volte tradisce. Montagna che a volte tradisce, quest'anno purtroppo abbiamo avuto più episodi, ritengo comunque che Simone fosse amante della montagna perché nel nostro territorio abitava alle pendici del Nevigal, quindi doppiamente triste. Un 74enne di Pieve di Cadore, non rientrato da un'uscita in cerca di funghi, ieri attorno alle 18:45 ha fatto scattare l'allarme per il soccorso alpino di Pieve di Cadore facendo seguito a una chiamata della moglie. L'uomo era partito in auto alle 14 e sarebbe dovuto rientrare dopo 2-3 ore. Ritrovata la sua auto parcheggiata in Val Vedesana, i soccorritori hanno avviato le perlustrazioni nella zona di Casera d'Aiaron. Quando però è arrivata l'unità 5
cinofila molecolare, il cane si è spostato dalla parte opposta, portando la squadra verso località Croda e rifugio Bayonne. Grazie a un drone con termocamera e visori notturni si è potuto individuare il 74enne che era seduto appoggiato a un tronco, contuso e bloccato nell'intrico della vegetazione. 2 medici del soccorso alpino hanno raggiunto l'infortunato prestandogli le prime cure. Verso le 23:15 l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Belluno. A Lozzo di Cadore ha destato grande commozione e anche malinconia la notizia della morte di Luigi Baldovin, 80 anni, alpinista esperto e grande conoscitore della montagna, che ha scelto di concludere la sua vita terrena in una clinica in Svizzera, paese dove è consentita ed è legale la pratica dell'eutanasia. Le sue precarie condizioni di salute, che non gli avrebbero consentito di sopravvivere con dignità, l'avrebbero fatto decidere in piena autonomia di porre fine anzitempo alle sue sofferenze. Paesani e amici hanno appreso la notizia della morte di Baldovin, che viveva da solo e non era sposato, dalle epigrafi comparse ieri a Lozzo di Cadore. Ora riposa in pace, si legge nel messaggio scritto dalla sorella e dai familiari che hanno annunciato la dipartita del loro congiunto a cremazione avvenuta. A Belluno c'è un prima e un dopo, esattamente 15 anni fa la tragedia di Falco, la tragedia di Riogere. Nelle prossime ore la commemorazione. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. 15 anni sono passati da quel pomeriggio del 22 agosto, era un sabato e come accade sulle Dolomiti in estate, l'elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore stava svolgendo la sua generosa e appassionata attività di soccorso. L'ultima missione, un volo di ricognizione sopra Riogere alle pendici del Monte Cristallo. C'era stato un forte temporale che aveva causato uno smottamento e si temeva per l'incolumità degli escursionisti che solitamente affollano quella zona. Dalla piazzola del Codivilla di Cortina, Falco decollò alle 14:32 per dirigersi nella zona di Riogere. Gli ultimi contatti via radio vennero intrattenuti per poco meno di una mezz'ora. Poi fu un escursionista che si trovava poco distante a chiamare il 118 per riferire di avere sentito il rumore di un elicottero, poi un tonfo forte. Si saprà in seguito che la 109, l'elicottero in servizio per conto del SUEM 118 di Pieve di Cadore, precipitò dopo aver impattato i cavi di una linea di media tensione. Nel terribile incidente persero la vita il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, il pilota Dario De Felip, il medico anestesista Fabrizio Spaziani e il tecnico aeronautico del soccorso alpino Marco Zago. I loro nomi sono rimasti scolpiti per sempre sulla roccia delle nostre montagne, scrive il presidente della Regione Veneto, che dopo 15 anni sottolinea ancora una volta la necessità di varare una chiara norma nazionale sugli ostacoli al volo anche in territorio montano. E ora, aggiunge Luca Zaia, anche i droni sono incognite al lavoro dei professionisti del soccorso che aggiungono pericoli a pericoli, mentre la sicurezza nasce dalla consapevolezza del singolo. È un atto di civiltà che deve essere alla base di tutta la società. Una santa messa alle 16 al Capitello di Riogere, poi a Cortina alle 20:30 nella Sala Comunale della Cultura la proiezione del film sulla tragedia della Marmolada. Così il 22 agosto l'ULSS Dolomiti con il Soccorso Alpino Veneto e la parrocchia di Cortina commemoreranno Stefano, Dario, Fabrizio e Marco, angeli in terra e in cielo, e si stringeranno alle loro famiglie, cui giungerà l'abbraccio di tutta la comunità che da decenni attende un segnale deciso dallo Stato perché tragedie come quella di 15 anni fa non accadano mai più. Voltiamo decisamente pagina. Venerdì scorso l'impegno del presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan, per l'apertura di un tavolo in autunno per iniziare a gestire il sovraffollamento turistico sulle Dolomiti. Oggi dalla piattaforma di X, l'ex Twitter per intendersi, è il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a lanciare l'allarme per il cosiddetto overtourism. Se è vero, scrive Zaia, che la prima industria del Veneto è il turismo, è altrettanto vero, aggiunge, che le Dolomiti sono un contesto delicato. Pertanto per il presidente della Regione, se i numeri sono fuori controllo, è giusto contingentare gli accessi in certi luoghi usando le nuove tecnologie a disposizione come le app di prenotazione. Insomma, il dibattito è aperto, quello sull'overtourism, anche tra le Dolomiti. Com'è apertissimo il dibattito sulle Olimpiadi 2026 e soprattutto sulle
opere che servono per questo avvenimento. La cabinovia di Socrepes è a rischio, ancora una volta la regione è in affanno. Duro affondo dell'europarlamentare coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, si è perso troppo tempo e non è la prima volta. Il rischio concreto è che a un anno e mezzo scarso dall'inizio delle Olimpiadi non si riesca più a fare questo impianto. Si poteva fare prima? Possibile che la Regione abbia perso quasi un anno e mezzo per formulare ai proponenti della nuova cabinovia Pollogno-Socrepes a Cortina le obiezioni che al momento hanno fermato il progetto per gravi rischi geologici. Flavio Tosi, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene a muso duro sullo stop imposto dal Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale all'impianto da 127 milioni proposto da un partenariato pubblico-privato strategico per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 e che la Regione Veneto con delibera del 20 maggio ha definito di preminente interesse regionale. La proposta viene presentata nel settembre del 23, una cabinovia ci vogliono 2 anni, un anno e mezzo, 2 anni a farla, questo insomma lo dicono i più grandi costruttori. Quindi insomma ci sarebbe stato un anno di tempo per la burocrazia al massimo e poi si doveva partire adesso al massimo con i cantieri. Quello che accade è che a distanza di un anno, cioè adesso, la Regione con un parere via stronca l'impianto. E recuperare i tempi sarà difficilissimo, afferma Tosi, presumibilmente altri 4 mesi, dato che con la sospensiva i proponenti hanno fino a 120 giorni per rispondere. Cioè si arriverà a un anno dalle Olimpiadi con la cabinovia ancora da costruire. Il numero 1 degli azzurri in Veneto rincara la dose, guarda anche alla pista da bob che, afferma, se si riuscirà a realizzare sarà solo grazie all'iniziativa del ministro Salvini, oltre ai cantieri per le varianti. Quelle opere non saranno pronte per le Olimpiadi, quindi vuol dire che quella sfida il Veneto l'ha affrontata male. Il punto è che ci si è mossi con grandissima lentezza, cioè una volta che si è avuta l'assegnazione della sede olimpica, e dopodiché si è dormito sonni tranquilli. La scelta è ottima, è stata la gestione che è stata pessima. C'è un altro caso politico, l'assessora di Belluno Lorenza De Cunovic non è più sostenitrice della Lega, lo si apprende dal segretario provinciale del Carroccio Andrea De Bernardin, che un mese fa tramite il capogruppo Marzio Sovilla ne ha dato comunicazione al sindaco De Pellegrin. Scrive De Bernardin che De Cunovic non ha rinnovato la sua militanza, non partecipa in alcun modo alla vita del partito e da molti mesi non ha alcun contatto con la segreteria né con il segretario, quindi non può più essere considerata una assessore in quota Lega. In realtà De Cunovic la tessera da militante la chiese nel 2022, per ottenerla dovette attendere mesi, in mezzo alle note vicende congressuali del 2023, a chiusura delle quali De Cunovic decise di non confermare la sua militanza. Come questo si tradurrà nelle dinamiche interne a Palazzo Rosso staremo a vedere. E io vi ricordo in ultimissima battuta che ci sono ancora dei disagi in corso sulla linea ferroviaria tra Venezia, Trieste e via Conegliano. Ci sono pesanti appunto ritardi a causa di un guasto che ha provocato la cancellazione di alcune corse e ritardi per oltre 80 minuti. Come sapete in questi casi si innesca sempre un effetto domino. Ad ogni buon conto i convogli interessati sono in tutto una quindicina e appartengono tutti alle categorie regionale e regionale veloce. Sul posto stanno operando i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. È tutto sia da Belluno che da Treviso. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.